potere al popolo. Eh già, sono ancora qua, è certo, nonostante la voce è sempre più bassa, ma il Sammy Varin ritorna in onda da studio. Ancora il buongiorno a Francesco che mi manda in onda, buongiorno a voi cari ascoltatori vicini e lontani che avete scelto la nostra controinformazione. In diretta da studio per le ultimissime notizie, in primo piano su tutti i siti l'addio a Nicola Pietrangeli, gigante del tennis italiano, la Davis da capitano e 2 slam. Quando Pietrangeli diceva spero di morire nel sonno, Panatta era un fratello, ho sofferto quando mi ha tradito, ho avuto 4 grandi amori. L'ultima intervista al grande tennista, morto oggi a 92 anni. Parallelamente, certo, apprensione per Emma Bonino, che è ricoverata in terapia intensiva a Roma, portata in ospedale in codice rosso, è vigile. Tra poco avremo la musica indipendente, come ogni mattina, intorno alle 11:10. 2 parole con un artista sconosciuto a livello nazionale, ma secondo noi molto interessante dal punto di vista musicale. Tra poco parleremo con Costanzo Del Pinto, ma oggi è lunedì e arrivano anche i bacchettoni di informazione cattolica intorno alle 11:30. Poi immancabile il Segui la Lega, gli appuntamenti da non scordare targati Lega, e qui il Sammy Varin vi dà anche l'input se la vostra sezione organizza una festa per il Natale, una cena, un pranzo o perché no, se il vostro paese organizza un bell'albero di Natale particolare, un presepe vivente, mi raccomando, se non ne parliamo noi, chi ne parla? Inviatemi una mail a sammy.varin@radiolibertà.net o direttamente un WhatsApp al 340 6709 659, perché oltre a parlarne nel Segui la Lega quotidianamente, abbiamo anche il mercoledì a mezzogiorno la mini trasmissione, ma seguitissima, È tutto magna magna, dove si parla di feste, sagre, eventi in tutta Italia, di quelli da non perdere. Ma a proposito di cose da non perdere, ci fermiamo, diamo la linea al Parlamento con Davide Bergamini. Qui Parlamento. Bergamini, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, Governo. Oggi siamo qui appunto per analizzare questo provvedimento, questo disegno di legge che parla proprio di quelle norme che serviranno a contrastare il bracconaggio ittico. Il bracconaggio ittico è un fenomeno che purtroppo nel nostro Paese è andato ad aumentare sempre di più negli ultimi 10 anni, ha colpito principalmente le regioni del nord, soprattutto quelle regioni che hanno acque interne, quindi i grandi laghi, i fiumi. Una regione anche come la mia, l'Emilia Romagna, è una regione che è stata fortemente colpita dal bracconaggio in questi anni sulle sponde del fiume Po, su quelle che sono quelle zone delle aree interne, dove con questo disegno di legge andiamo anche a determinare quali sono le aree interne all'interno del territorio nazionale. L'emergenza del bracconaggio è un'emergenza reale, grave, è un'emergenza strutturata che ha portato in questi anni delle vere e proprie bande di delinquenti organizzati sul nostro Paese, come ha detto anche chi mi ha preceduto prima, il collega Gatta, spesso provenienti dai paesi dell'est, che hanno preso di mira il nostro Paese proprio quando all'interno dei loro paesi si sono attuati dei provvedimenti che miravano a contrastare questo tipo di attività illecita sul territorio. E quindi oggi con questo disegno di legge andiamo a cercare di dare delle soluzioni, di dare delle risposte concrete, soprattutto risposte che vadano a salvaguardia dell'ambiente, a salvaguardia di quella che è la nostra fauna ittica, ma diamo anche degli strumenti a tutte le forze di polizia, a tutte quelle forze che sono messe al lavoro in questi anni per contrastare questo fenomeno dilagante che, come ho detto poc'anzi, vede vere e proprie squadre di delinquenti veri, anche proprio organizzati come strutture organizzate, a volte con stampo di tipo veramente mafioso. Quindi ci sono stati anche diversi casi dove sono state assalite le forze dell'ordine, ci sono i volontari che ovviamente vogliamo ringraziare insieme alle forze dell'ordine che hanno contrastato in questi anni questo fenomeno, anche a volte con molto rischio nel cercare di ostacolare e di fermare questo fenomeno delinquenziale.
Il bracconaggio ha raggiunto delle dimensioni in questi anni che richiede appunto interventi straordinari. Con questo disegno di legge andiamo a colmare, diamo degli strumenti, cerchiamo di aumentare le pene. Dispiace vedere anche come i colleghi del Movimento 5 Stelle cerchino sempre di essere contrari a qualsiasi provvedimento che si porta all'interno di quest'Aula, perché comunque avrebbero fatto prima dire siamo contrari alla pesca, perché comunque in quel modo perlomeno avrebbero detto che contrari alla pesca non si può più pescare nulla nemmeno nel pieno rispetto alle regole. Dire che questo provvedimento non ha sanzioni, non prevede sanzioni, è una bugia detta all'interno di quest'Aula, perché come già è stato ricordato da alcuni colleghi ci sono sanzioni che arrivano a punire con sanzioni amministrative fino a 12.000 euro, addirittura in alcuni casi sono previsti fino a 2 anni di reclusione, quindi come è stato suggerito prima, cosa si poteva fare di più? Perché comunque è una norma che va a contrastare un'attività illecita e assolutamente va a cercare di supportare il settore di chi fa la pesca in modo normato, chi rispetta le regole e chi cerca ovviamente di rispettare quello che è il nostro ambiente, quello che sono le nostre acque interne. Con questo provvedimento si vanno anche a mettere all'interno delle sanzioni il sequestro e la confisca dei beni che vengono utilizzati per la pesca illegale, si cerca di andare a contrastare tutti quei sistemi di pesca che non sono contemplati, quindi anche proprio a volte vengono utilizzati sistemi come esplosivi all'interno delle acque, scariche elettriche, reti che non sono regolari e quindi vanno oltre che a pescare, a creare un danno a chi fa l'attività di pesca in modo regolare, anche a creare proprio un danno all'ecosistema perché portata avanti con strumenti che non sono leciti, che non sono legittimi. Oltre che a mettere anche in discussione quello che è la sicurezza alimentare, perché non dimentichiamoci che la pesca portata avanti in questo modo poi va a portare centinaia e centinaia di chili di pesce sui nostri mercati, sui mercati stranieri, ma anche su mercati paralleli nazionali dove le forze dell'ordine spesso hanno individuato traffico di pesce illegale proprio all'interno anche del nostro mercato nazionale. Voglio anche aggiungere, Presidente, appunto che negli ultimi anni sono state eseguite operazioni anche molto complesse dalle forze dell'ordine che hanno dimostrato, oltre che ad un livello crescente di questo fenomeno, anche proprio un livello di aggressività che è diventato sempre più pericoloso. Quindi non è un fenomeno isolato quello del bracconaggio, ma è un fenomeno di sistema, un fenomeno che è diventato un saccheggio sistematico di quello che è il nostro patrimonio ambientale ed è sempre stato più difficile contrastarlo. Quindi oggi un ringraziamento va proprio a tutte quelle persone che hanno contrastato in questi anni e con questo disegno di legge avranno sicuramente degli strumenti attivi che permetteranno loro di salvaguardare quello che è il nostro patrimonio ittico e di contrastare criminalità, tutelare quello che è il nostro ambiente e dare un rispetto a quelle che sono le regole proprio per chi pratica la pesca in modo onesto e rispettando appunto le norme che sono all'interno del nostro paese. Credo che con questo disegno di legge sia un esempio come il Parlamento, anche grazie al lavoro che è stato fatto dai colleghi del Senato, grazie alle audizioni, ascoltando le associazioni di categoria, ascoltando le associazioni di pesca, sia uscito un lavoro che vada sicuramente in favore di questo settore e possa dare appunto una risposta concreta a quello che è un'esigenza vera all'interno del settore della pesca, del comparto della pesca, un settore che è stato colpito sicuramente da grandi difficoltà, quindi contrastare la pesca illegale è sicuramente anche una dimostrazione che questo governo sta dimostrando un'attenzione all'interno del mondo dell'agricoltura, all'interno del mondo della caccia, all'interno del mondo della pesca, che va a tutelare tutto ciò che è regolare e invece va a punire tutto ciò che è regolare, va a punire chi non rispetta le regole. Proprio per questo, Presidente, il gruppo Lega Salvini Premier esprimerà un voto convintamente favorevole. Grazie. Grazie. Qui Parlamento. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano.
Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ridammi indietro il mio tempo o non tornerò. Adesso sono felice, io non tornerò. Tu come stai? Tu come stai? Non te lo chiedo più. Non mi parlare dentro all'orecchio, puoi dirlo a tutti che ormai tu mi hai perso. Non insultarmi, già te l'ho detto, scordati i sogni che avrò nel cassetto. Prenditi pure sto pezzo di cuore, ce n'è ancora un po' ma la parte migliore, quella la tengo soltanto per me. No, 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 tornerò, non aspettarmi, no. Lasciami andare questa volta, non ci sarà l'ultima volta. Sai dare un peso, una promessa. No, 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 fa male, lo so, ma io non tornerò. Tu che ne hai fatto una scommessa, chiudi la porta, adesso basta, non ti concedo neanche più con me l'ultima sigaretta. Tu mi hai reso forte, ma la vita fotte. Siamo due impostori con opposte direzioni. Noi siamo come dentro le stazioni, siamo come sopra due binari, e senza mai partire o attraversare, come rette parallele. Giuro che non tornerò, ho preso già una strada a senso unico, e voglio cancellare solo questo amore preso male senza mai incrociare il bene. Non mi parlare dentro all'orecchio, puoi dirlo a tutti che ormai tu mi hai perso. Non insultarmi, già te l'ho detto, scordati i sogni che avrò nel cassetto. Prenditi pure sto pezzo di cuore, ce n'è ancora un po' ma la parte migliore, quella la tengo soltanto per me. No, 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 tornerò, non aspettarmi, no. Lasciami andare questa volta, non ci sarà l'ultima volta. Sai dare un peso, una promessa. No, 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 fa male, lo so, ma io non tornerò. Tu che ne hai fatto una scommessa, chiudi la porta, adesso basta, non ti concedo neanche più con me l'ultima sigaretta. Tu che ne hai fatto una scommessa, chiudi la porta e adesso basta, non ti concedo neanche più con me l'ultima sigaretta. Mi ha colpito questa canzone intitolata L'ultima sigaretta di Costanzo Del Pinto e ho deciso di chiamarlo. Buongiorno Costanzo! Buongiorno, che spettacolo finalmente Veramente. l'avevamo detto e ora siamo qua. No, anche perché noi poi insistiamo, ti seguiamo finché non riusciamo ad averti. Non è facile perché voi indipendenti correte di qua e di là, serate, interviste, registrazioni e bisogna trovare l'orario giusto per entrambi, ma ce l'abbiamo fatta. Costanzo Del Pinto da Portocannone in provincia di Campobasso, L'ultima sigaretta, un pezzo che ha vari significati e naturalmente ti chiedo di raccontarcelo. Che spettacolo, sì, è un brano a cui tengo molto. A livello interpretativo credo di aver dato la mia migliore interpretazione in assoluto e sono molto molto felice di questa cosa, perché tratta un doppio, se vogliamo, una doppia voglia, una doppia sensazione, quella della fine di una storia con la rinascita e il bisogno di riprendersi la miglior versione di se stesso, lasciata lì bloccata da mille problemi che hanno poi costituito la fine di tutto. Ma la cosa importante, e mi piace tantissimo proprio davvero, è a livello interpretativo, che ha una trasparenza molto molto interessante dal mio punto di vista, e di questo sono molto felice.
E anche noi, perché comunque è un pezzo che trasmette sensazione, che trasmette pathos, e noi siamo alla ricerca di voi indipendenti proprio perché avete, secondo me, una sensibilità molto maggiore rispetto ai soliti artisti. E mamma mia, sono uscite oggi che storie di Sanremo, e ne vedremo e ne sentiremo purtroppo delle belle, ma poi magari una battuta su Sanremo te la faccio dire. Intanto però Delle volevo belle sei in maniera isterica, hai detto, in maniera... sì, beh, no, non ci voglio pensare, dammi ancora 5 minuti, poi magari una battuta su Sanremo te la faccio fare, ma prima voglio Ok. sapere qualcosa in più su di te. Allora, io ho letto esperienza importantissima ad Amici, un tour con Dodi Battaglia, collaborazioni con pezzi da 90 come ad esempio Marco Masini, ma anche Fio Zanotti, Mario Biondi. Cioè tu sei il classico indipendente che forse sei rimasto indipendente anche per scelta, un qualche cosa che ti dà più dinamicità, più voglia di fare, più possibilità di contatti. Spiegaci, Costanzo. Beh, sicuramente meno compromessi, perché per come è diventata oggi la musica, diciamo, forse se avessi voluto fare questo l'avrei dovuto fare in maniera molto costruita, e magari non avremmo ascoltato cose come L'ultima sigaretta. Assolutamente nulla da togliere a chi oggi fa questo mestiere, non da indipendente, perché ci sono tanti bravi che io apprezzo e stimo tantissimo, ma il problema è che non è neanche tanto la questione di scelta personale. Io non mi sono mai nascosto dietro a un dito e non me ne frega nulla, è proprio un discorso anche di possibilità, e loro in questo momento, per come io vedo la musica, non interesso a loro a livello multinazionale, a livello non indipendente, ecco, per cui sono felice in questo modo, anzi, ora che, è come quando uno si abitua a stare da solo, no? Dopo una relazione, ora che mi sto abituando inizia a diventare pure carino, anche perché si fanno tanti concerti, cioè non è che uno da indipendente non lavora, è quello che magari può passare come messaggio. Ci tengo a utilizzare Radio Libertà per togliere, diciamo, smentire questa cosa. Gli artisti indipendenti sono ovunque e l'hai detto tu prima, non si ha neanche un momento per fare una piccola intervista, perché si corre, si lavora tanto, si lavora molto, a volte anche di più, quindi È vero, sono molto è vero, è vero. E poi tutto questo genera un entusiasmo che è palpabile, che si trasmette allo stesso pubblico da una parte quando li andate a vedere, a sentire dal vivo questi artisti indipendenti, ma anche alla squadra, ai collaboratori. Si crea un feeling che non si sta lì a pensare soltanto ai soldi, diciamolo paro paro, cioè quando ci sono le grosse produzioni, se mai esistono ancora, si scherza, of course, è chiaro, ci sono tante persone a cui dare da mangiare, e le persone sono, tra virgolette, affamate se girano soldi. Tra gli indipendenti non è che non girano soldi, ma si spende quanto basta per fare un buon spettacolo, per fare un buon video, molto spesso migliori di quelli fatti con tanti soldi, e c'è l'entusiasmo e c'è la voglia di fare squadra e c'è un affetto, appunto, che va al di là del business, o no? Assolutamente, a volte appunto ci si fa i conti per fare un anno dove bisogna riempirsi le tasche a morire, per poi far scoppiare, far andare in depressione gli artisti, anche giovani che ci credono. Quindi questa roba, sono assolutamente allineato con il tuo pensiero, la vedo assolutamente come te, anzi, aggiungo un grosso in bocca al lupo a chi ci crede davvero, perché spesso sono gli artisti più giovani, appena lanciati, dove tu sei in cameretta a gennaio e a giugno sei in tour e poi scoppi, è chiaro. Quindi manca oggi questa gavetta funzionale, come la chiamo io, anche dal punto di vista di struttura di un artista, che oggi non c'è più la figura. Se oggi si va in una multinazionale, come ogni grande azienda, catene grandi dove c'è diversi reparti, dovrebbe esserci il reparto del talent scout,
il reparto talent scout non esiste più da 20 anni nelle immagini, nelle etichette multinazionali dove dovrebbe essere un Ma come riferimento. no? Ma Costanzo, Esatto. ma esiste Amici? Ma scusami. Beh, vabbè, ok. Siamo capiti. Esatto. Siamo capiti benissimo. E quindi, per quanto riguarda questo, sono molto dispiaciuto, perché chi ha davvero qualcosa da dire in una maniera anche internazionale, poi dicono che nascono solo in America, non è vero. Non è vero, non è assolutamente vero. Qui ci sono tante grandi teste, anche a livello artistico, medico, qualsiasi cosa, ma anche a livello artistico ci sono delle grandi teste, delle grandi idee che però non vengono vendute in quel modo, perché non fanno, cioè sono diventate delle cose, dei rischi. Prima uno rischiava anche a livello discografico, oggi hanno deciso di non rischiare più, e di conseguenza gente come me, che crede ancora nell'innovazione, nell'arte vera della cosa, magari ha più difficoltà, come dicevamo prima, e chi fa musica col camion a palate, si va lì, si fa un anno di concerti a morire, si prosciugano e magari poi non ti rimane nulla a livello artistico. Questa è la cosa peggiore, quello che a me dispiace, diciamo, più di tutti. Capito cari ascoltatori, la critica che Costanzo Del Pinto fa al business, a un certo business da cui ha sentito l'odore e probabilmente è rifuggito. Senti, gli ultimi 30 secondi ce li regali con una battuta sul prossimo Sanremo. Hai visto i papabili tra i big, il titolo delle canzoni ancora non lo sappiamo, c'è qualcuno che ti ispira particolarmente fiducia o chiudiamo subito la pagina? Ci sono delle persone, ci sono anche degli amici dentro quest'anno, personali, a cui faccio i miei più sinceri in bocca al lupo. C'è Migiotti, c'è Tommaso Paradiso, ci sono nomi a cui credo molto a livello di quello che stiamo dicendo forse qualche secondo fa, no? Che sono degli artisti molto, diciamo, molto meno compromettibili sotto questo punto di vista, ecco, se vogliamo. Quindi qualche nome mi è piaciuto davvero, devo dire la verità. Poi ci sono delle robe che, sarò onesto, non riconosco, poi non voglio passare per vecchio, ma mettere dei big con quei nomi lì fa perdere, secondo me, la credibilità ai veri big. Però chi sono io per giudicare? Me l'hai chiesto, ti ho risposto, ma non sono molto, appunto, come te, molto contentissimo, e come sicuramente tanti italiani quest'anno. Però diciamo Sanremo non è mai stato un punto di riferimento che facesse contenti tutti, quindi è sempre stato molto contrastante, per cui certo, siamo pronti a contrastarlo. Esatto. Speriamo che quelli che ci sono riescano a dare il meglio di loro, così ci fanno emozionare, quindi quei grandi che sono lì, perché vedo anche tanti bei nomi, chi vuole rilanciarsi, chi vuole, insomma, chi è figlio di tu sei come una rosa, sei bello da fuori con tante spine, ogni tanto se ti appoggi sei pungente, ti adoro come sei. Bisogna pungere, la nostra radio è qui apposta ed è un altoparlante anche per voi, Costanzo, quando potremmo andare a fare un programma, a fare la concorrenza Che tempo che fai insieme. Assolutamente, avere anche i ripetitori di quel canale per avere abbastanza incidenza. Costanzo, quando vuoi noi siamo qua e soprattutto trasmettiamo, certo, la tua musica, ma il bello che abbiamo qui a Radio Libertà è proprio che lo spazio è libero, per cui un artista, ma chiunque abbia ancora qualcosa da dire e il coraggio di dirla questa cosa, questa è casa sua. Costanzo Del Pinto, buon lavoro! Ciao a tutti gli amici di Radio Libertà, un fortissimo abbraccio a te e a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care amiche, cari tutti di Radio Libertà,
La Leti, sono Alberto Acerbi e sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, la nostra confezione di Natale, che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, come si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice: cavolo, chi ha avuto quest'idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro. È meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è le 3 specialità gastronomiche, insomma, 59 euro, chiamate 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Vabbè, adesso non fate
Non fate così bacchettoni, arrivano tra poco quelli di formazione cattolica. Chiaro che per noi che abbiamo vissuto quei tempi, pensate che era una delle mie sigle, Tarzan Boy di Baltimora, 45 giri, mettevo su, anni 80, iniziavo la trasmissione. Chiaro che un po' di sacrilegio c'è, rifare questo pezzo, chiamarlo Night Tonight, lo diceva dentro, si chiamano The Magician, un omaggio magnetico moderno a Tarzan Boy di Baltimora. Oggi la nostalgia si balla a tempo di basso e signori, Tarzan Boy la facciamo conoscere anche a chi ha 15 anni? Direi che è una bella idea. Così come è una bella idea alle 11:37 ritornare alla controinformazione e ormai ci siamo abituati ai bacchettoni cattolici intorno alle 11:30 del lunedì. Quelli di informazionecattolica.it ci fanno un riassunto delle principali notizie che hanno pubblicato sul loro sito gli scorsi giorni. Linea a Matteo Orlando. Buon lunedì Sammy e buon lunedì a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi cominciamo con una intervista in esclusiva concessa a Informazione Cattolica dall'europarlamentare della Lega Silvia Sardone, che espone con decisione la sua visione sui principali cambiamenti culturali e sociali che stanno attraversando l'Europa. Nota per le sue battaglie a difesa della sicurezza, della identità nazionale e della sovranità, Sardone denuncia la crescente islamizzazione del continente, fenomeno che molti politici e media evitano di affrontare con chiarezza. L'eurodeputata descrive una Europa in cui in diverse periferie urbane si consolidano enclavi culturalmente separate, dominate da regole comunitarie incompatibili con i valori occidentali. E in questo contesto individua rischi concreti per la libertà, per la condizione femminile e per la sicurezza pubblica, richiamando casi simbolici come quello di Masha Amini e sottolineando l'urgenza di una risposta politica comune e ferma. Sardone distingue tra Islam moderato e Islam politico, sostenendo la necessità di strumenti concreti per favorire l'integrazione, vale a dire accordi ufficiali fra Stato e comunità musulmane, trasparenza sui finanziamenti dei luoghi di culto, sermoni in lingua italiana, chiusura delle moschee irregolari e, nei casi più estremi, espulsioni di imam radicali. Il dialogo, afferma Sardone, è possibile solo se i valori europei restano non negoziabili. Critica anche duramente l'Unione Europea, accusata di ignorare la radicalizzazione e di sostenere politiche culturali distanti dai bisogni dei cittadini. Per Sardone la difesa dei confini, il sostegno alla natalità, la valorizzazione delle radici cristiane e la capacità di dire no all'espansione dell'Islam politico sono condizioni indispensabili per il futuro dell'Europa. L'intervista delinea così il profilo di una parlamentare combattiva che si propone come voce delle periferie e custode della identità europea, convinta che la posta in gioco sia la sicurezza e la libertà delle prossime generazioni. Sempre su Informazione Cattolica, in una intervista che mi ha concesso il celebre semiologo e filosofo Ugo Volli, che ha recentemente pubblicato con altri studiosi il libro Ritorno a Sion, breve storia dello Stato di Israele dalle origini ad oggi, il professore ha rilevato che tutti parlano di Israele e pochissimi lo conoscono. Volli osserva un paradosso. Israele è al centro di accuse gravissime e di discorsi pubblici polarizzati, ma la maggioranza di chi interviene ignora storia, geografia e fatti elementari. Anche la principale fonte consultata, Wikipedia, è spesso imprecisa o tendenziosa. Da qui l'esigenza di un testo aggiornato che riporti fatti verificabili, cosa che attualmente non sono. Il conflitto arabo-israeliano, ha spiegato Volli, dura da un secolo, dai pogrom degli anni 20 alla grande rivolta araba, dalle guerre del 48, del 67 e del 73 alle ondate terroristiche fino ai recenti attacchi missilistici. Non si tratta di dispute territoriali, ma di un progetto di eliminazione dello Stato ebraico dal fiume al mare. Alla narrativa degli ebrei europei colonizzatori, Volli risponde ricordando la storia e l'archeologia. Il popolo ebraico nacque nella regione più di 3.000 anni fa, creò istituzioni, cultura e continuità di presenza, nonostante conquiste e persecuzioni. Dice Volli, non vi è mai stato colonialismo ebraico. Gli ebrei non avevano altra madrepatria se non la terra di Israele. E a proposito dell'antisemitismo di nuovo legittimato, secondo Volli stanno emergendo due pericoli: il rischio di violenza fisica, come già avvenuto in altri paesi europei, e la discriminazione crescente verso gli israeliani ed ebrei in ambito culturale, accademico e mediatico. L'antisionismo, afferma Volli, è ormai la maschera più comune dell'antisemitismo.
le fake news e le manipolazioni alimentano una narrazione molto ostile che non è basata sui fatti. La propaganda, anche tramite social e immagini falsificate, contribuisce a una guerra cognitiva senza precedenti. Per Volli ci sono 3 fatti da conoscere prima di parlare di Israele. Il primo è che gli ebrei sono il popolo originario della terra di Israele. Il secondo fatto è che Israele è una democrazia pluralista con pieni diritti anche per la minoranza araba. Il terzo fatto, Israele ha sempre combattuto guerre difensive e aspira alla pace con sicurezza. Vi invitiamo a leggere tutta l'intera intervista perché è molto interessante. In un suo articolo Giuseppe Gagliano ci ricorda che l'Europa vive una crisi silenziosa. La Germania è in declino industriale e l'energia costosa e dipende dalla Cina. La Francia è stabile e socialmente tesa e con una scarsa credibilità internazionale. E tutto questo vuoto di leadership apre uno spazio inatteso. L'Italia potrebbe diventare l'ago della bilancia europea, favorita dagli Stati Uniti, che preferiscono un'Europa divisa e guardano a Roma come partner affidabile e non egemonico. La fermezza di Giorgia Meloni verso la Germania è letta come una mossa geopolitica calcolata. L'Italia non ha la forza per guidare l'Europa, ma può diventare, secondo Gagliano, l'equilibratore del nuovo triangolo europeo, Berlino per l'economia, Parigi per la proiezione internazionale e appunto Roma per la mediazione strategica. Pietro Licciardi, in un suo editoriale, ricorda che circa 1 milione di russi, trasferiti in Crimea dal 2014, stanno lasciando la regione. I salari bassissimi, di circa 500 euro al mese, gli scarsi servizi, l'ostilità degli abitanti locali, che in maggioranza sperano nel ritorno dell'Ucraina, e la povertà diffusa, all'11,4%, sono, secondo Licciardi, un grave problema e la Crimea appare ferma agli anni 90 post-sovietici. La Russia non ha le risorse per migliorare la situazione, problemi analoghi sorgeranno, secondo Licciardi, nei territori occupati del Donbass. Kiev, se riconquisterà quei territori, dovrà poi gestire popolazioni filorusse, ma l'aiuto economico occidentale però potrebbe facilitare la ricostruzione. In un altro articolo abbiamo parlato dell'artista Alexandro Palombo, che ha realizzato a Roma un murales provocatorio intitolato Human Shields. Greta Thunberg e Francesca Albanese sono raffigurate accanto a un miliziano di Hamas. L'opera denuncia come certo attivismo radicale finisca per sovrapporsi alle narrazioni jihadiste anziché contrastarle. Il messaggio del murales è chiaro: nel dibattito pubblico mancano complessità e verità e il radicalismo può legittimare una propaganda estremista. Ancora Pietro Licciardi, in un altro suo editoriale, critica l'allarme mediatico sul femminicidio. L'Italia è fra i paesi, dice Licciardi, con meno donne uccise. Le vittime di omicidio sono più spesso uomini. I delitti passionali vedono più vittime donne, ma non giustificano la narrazione emergenziale. Licciardi critica anche il sistema giudiziario e sociale che penalizza i padri separati. Secondo Pietro, il femminicidio, il bullismo, l'omofobia e il razzismo diventano strumenti per creare progetti finanziati dallo Stato che arricchiscono associazioni ideologizzate. Qual è la conclusione di Licciardi? I soldi potrebbero essere destinati a servizi più urgenti. In un articolo di Angelica La Rosa si riportano le riflessioni del cardinale Müller, che denuncia che il progressismo divide la Chiesa più della tradizione, che le restrizioni al rito romano tradizionale non hanno nessuna giustificazione teologica e che il Vaticano rischia un relativismo crescente, soprattutto fra quelli che si occupano del dialogo interreligioso. Poi ancora ha criticato la sala di preghiera musulmana in Vaticano, che ha definito un gesto di autoriduzione, e chiede dialogo e non esclusione verso i fedeli del rito antico e rifiuta l'equiparazione fra dottrine religiose divergenti. Il dottor Paolo Gulisano, in un articolo, ricorda quello che è accaduto recentemente nelle elezioni del Veneto, dove la lista Resisti Veneto ha ottenuto un sorprendente 5,4%, leggendo il fondatore della lista, Riccardo Zumski, e Davide Lovat, che Informazione Cattolica ha intervistato. Lovat proviene dal movimento cattolico Liberi in Veritate, difende l'identità veneta, l'autonomia e la dottrina sociale della Chiesa, denuncia il globalismo come una ideologia anticristiana, vuole riformare la sanità veneta e riaffermare la centralità della persona ed intende promuovere battaglie culturali contro la ideologia woke e l'ideologia gender, e propone ancora un modello istituzionale federalista simile a quello svizzero. Ed infine, nell'intervista che ci ha concesso, auspica la nascita di una rete civica cattolica antiglobalista, non un partito ma una rete civica. Vincenzo Silvestrelli, in un altro editoriale, denuncia la cultura woke e il gender
come negazione della realtà, come una ideologia nichilista e gnostica, come un pericolo per le famiglie e per i bambini. Cita Bibbiano, il caso della famiglia del Bosco di Chieti, la presenza di attivisti LGBT in ruoli istituzionali chiave e rievoca radici filosofiche totalitarie per quanto riguarda l'idea di sottrarre i figli alla famiglia. Indica anche come modello per rispondere la legislazione anti-LGBT della Russia, che vieta la propaganda e la transizione di genere e propone una legge simile in Italia sull'esempio russo. Angelica La Rosa, in un suo pepato articolo, attacca duramente padre Giulio Albanese per un pessimo articolo pubblicato sul quotidiano Avvenire, accusandolo di minimizzare la matrice jihadista islamica dei rapimenti in Nigeria, di creare etichette come quella di Anonima Sequestri, che occultano responsabilità precise per quello che sta accadendo tra i cristiani della Nigeria, e di adottare un linguaggio sociologico che diluisce la verità. Ignorare le testimonianze dei vescovi e dei cristiani locali perseguitati è veramente offensivo per le vittime. Conclude La Rosa definendo l'approccio di padre Albanese una resa morale che offende tutte le vittime. Su Infobreak, la nostra seconda testata, stamane, in un articolo dal titolo Una complessa macchina di controllo sociale, abbiamo riflettuto sull'epoca Covid, perché fin dall'annuncio del primo caso di Covid-19 a Wuhan, esattamente il 1 dicembre come oggi del 2019, c'era già chi aveva interpretato l'intera vicenda come l'inizio di un piano orchestrato a livello mondiale. L'emergere del nuovo virus non è stato visto come un evento naturale, ma come un esperimento di manipolazione delle masse, come una prova generale di controllo sociale. E poi le immagini degli ospedali cinesi non vennero considerate da molti come una documentazione dell'epidemia, ma come scenografie costruite per aumentare il panico e legittimare misure drastiche. Il successivo lockdown italiano del marzo del 2020 ha confermato che i governi intendevano verificare la disponibilità dei cittadini a rinunciare spontaneamente alla propria libertà, mentre l'introduzione dell'autocertificazione è stato subito interpretato come un precedente per futuri meccanismi di sorveglianza. Anche l'obbligo di mascherina è stato considerato un simbolo imposto dall'alto per testare la docilità della popolazione e non un dispositivo sanitario. Inoltre, la comunicazione scientifica dai più svegli di allora è stata subito percepita come contraddittoria, così da impedire alle persone di distinguere verità e menzogna e renderle più facilmente governabili. Con l'arrivo dei vaccini poi, quelli soprattutto della tecnologia mRNA, è stata giustamente interpretata come uno strumento di manipolazione biologica, un mezzo per modificare o per controllare individui e società, mentre il Green Pass è stato visto come l'introduzione di un sistema di selezione digitale permanente destinato a dividere la popolazione tra obbedienti e disobbedienti. Le proteste contro le restrizioni sono stati gli unici segnali di resistenza a un progetto mondiale di uniformazione, mentre la fine delle misure sanitarie non è stato il ritorno alla normalità, ma la semplice conclusione di una fase preliminare. La pandemia non è stata una crisi sanitaria globale, ma una macchina complessa costruita per abituare la popolazione al controllo. Ciò che è stato sperimentato durante l'emergenza, prima o poi, si pensa, sarà riproposto in forme ancora più pervasivamente strategiche e pericolose. Infine, carissimo Semmi, un'informazione culturale in anteprima per Radio Libertà. L'8 dicembre prossimo, solennità dell'Immacolata, sarà pubblicato il primo numero di Teologia Cattolica per Tutti, un quaderno teologico divulgativo che curo con la collega Pamela Salvatori. Il progetto nasce come risposta alla urgenza di offrire ai fedeli un orientamento sicuro in un tempo segnato da confusione dottrinale. La rivista vuole proporre la dottrina certa della Chiesa, senza addentrarsi nelle dispute accademiche. Per noi la fede non è opinione, ma è rivelazione divina. Tradizione, magistero e comunione costituiscono l'identità portante di questo progetto. Il pubblico a cui si rivolgerà Teologia Cattolica per Tutti è ampio, non solo studiosi, ma tutti cattolici desiderosi di approfondire il mistero di Cristo e della Chiesa. Il primo volume, intitolato Si è incarnato per distruggere le opere del diavolo, una citazione della prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 8, propone una lettura unitaria del mistero di Cristo, cioè incarnazione, redenzione e parusia, attraverso contributi di sacerdoti, religiosi e laici. Per troppo tempo si è taciuto sul demonio e la perdita del senso della lotta spirituale ha oscurato la comprensione della redenzione. Carissimo Semmi, grazie sempre per l'ospitalità e arrivederci al prossimo lunedì. In Europa e in tutto l'Occidente la libertà di espressione è in pericolo, minacciata dal politicamente corretto. Ecco perché servono spazi in cui coltivare ancora il pensiero critico. Martedì e giovedì, dalle 13 alle 14, su Radio Libertà va in onda La Cittadella,
Entrate nella fortezza del pensiero libero con Matt Kerus, Massimo Salvati e Francesco Borgonovo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Mettete lì. Giù, vieni. Giù qua. Giù qua, cantala. Che così almeno ce la lamentiamo. Iedi triunfantes, venite in me, naturizate, rese angelorum, venite adoremus. Venite adoremus, venite adoremus, Aminus. Non tutto è perduto, non tutto è perduto. Con questo audio del nipote di Walter. Walter, grazie davvero, mi hai rischiarato la mattinata e potremo aprire e chiudere una rassegna stampa diversa dove ancora c'è speranza per le nostre tradizioni, per la nostra terra e per il Natale e per noi che il presepio l'abbiamo inventato e non per qualcuno invece che lo vuole cancellare per fare il piacere a qualcun altro. Grazie a Walter, grazie ai tantissimi amici che ci stanno scrivendo. Esistiamo per quello, per fare un'azione, per ribaltare completamente i quotidiani del giorno. Inviate il vostro pensiero al 340 6709 659, qualunque argomento quest'oggi vi abbia colpito. Dani ci parla di Avvenire. Avvenire dovrebbe cambiare linea editoriale già da un pezzo, essendo piena di sinistroidi che hanno messo le radici. Purtroppo Papa Francesco era completamente in linea, mentre questo nuovo Papa Leone a quanto pare non reagisce, è completamente silente. Dani, speriamo solo che sia la quiete prima della tempesta. Ancora WhatsApp, siamo una coppia, io 80, mio marito 86, ci dispiace di essere vecchi, ma come si stanno mettendo le cose non ci spiace di avere pochi anni di vita, e come si stanno mettendo le cose non rimpiangiamo la nostra età, non rimpiangiamo che i giovani non hanno potuto vivere le nostre esperienze, è per questo che i giovani non apprezzano la vita come l'abbiamo apprezzata noi, povera gioventù. È vero, cari ascoltatori, 80-86 anni, e noi che ne abbiamo un pochino di meno, ma che siamo comunque sulla via di diventare anzianotti, anch'io ringrazio tutti i santi di aver vissuto tra gli anni 70 e gli anni 80 la mia giovinezza, ragazzi miei. Oggi c'è veramente da avere paura sotto qualunque forma, o forse è sempre stato così, e anche negli anni 60, 70 si guardava i giovani, voi che eravate già grandicelli, con gli occhi di dire ma chi cavolo sono questi, ma cosa vogliono, cosa fanno, forse è una ruota che gira. Volevo aggiungere che noi a Torino abbiamo un sindaco che continua a dire che lui vorrebbe sistemare il caseggiato di 5 piani della Scatasuma, perciò vedete quelli del PD cosa fanno e pensano, non c'è più speranza. Tutto vero, e come avete sentito oggi in rassegna stampa su ogni giornale c'è una bella polemica. Bravo Sammy, questo tono più tranquillo ma sempre vivo e interessante lo preferisco. Vedi, mi volete con la voce rauca. Io non riesco neanche a piangere come vorrei, non riesco a urlare, a disperarmi, sono triste, ho preso lo sciroppo alla bava di lumaca, mi deve ancora fare effetto. Buongiorno, solo chi ha letame al posto del cervello non capiva che l'Ucraina è retta da sempre da corrotti e Zelensky è quello più corrotto di tutti. Se 4 anni fa una media cilindrata costava 16-17 mila euro, ora se va bene ce ne vogliono 35-37 mila. Secondo voi l'inflazione di quanto è?
Perché quei nazisti rossi non assaltano le agenzie assicurative che aumentano a dismisura il premio assicurativo come a me? Forse sono pieni di soldi? Oh Gian, mi raccomando, non farti fregare. Guarda che a me mi hanno fregato per anni. Poi ho cominciato ad andare su internet. Il famoso segugio. Sembrano cacchiate, ma se poi cerchi qualche settimana prima che ti scada l'assicurazione, a volte anche la tua stessa assicurazione, facendola da internet, stipulando tutto da zero, costa la metà. Ti giuro, a me è successo così. Ancora WhatsApp, che gli insegnanti siano idioti, specie le femmine, non l'ho capita Marco. Crosetto è un idiota, tutti idioti. Putin rada al suolo l'Europa, te lo chiedo come regalo di Natale. Marco, dai, coraggio, ce la facciamo. Ciao Sammy, a proposito di quel signore di Trieste, pure io ho avuto un problema simile, sono stata nel mio comune e mi hanno risposto che il signore che aveva affittato poteva ospitare chi voleva. Il trombone è lui. Attenzione ad affittare. Ma di impronte di scarpe nella casa di Chiara non ce ne sono? Con quel massacro che c'è stato non c'è neanche un'impronta importante? Si riferisce alla trasmissione di Giulio Cainarca che trovate facilmente poi sul sito di Radio Libertà. Uella, Massimiliano di Roma, grazie, ci fai gli auguri di Natale. Hai sentito la canzoncina del nipote di Walter. Sammy, ti sei riposato? No, direi di no. Nel weekend sì, mi sono riposato, sono stato zitto tutto il weekend, ma non è servito a niente a quanto pare. Santa pazienza. Fammi vedere se c'è qualche appuntamento da non scordare, targato Lega. Sì, questa sera, lunedì 1 dicembre alle ore 21, via Esterle 29, angolo via Padova, al punto Lega di Milano, arriva la responsabile sociale Osservatorio Metropolitano Carla De Albertis. Questa sera, ore 21, via Esterle 29, angolo via Padova, nella sezione della Lega. Domenica 7 dicembre, il gazebo natalizio in Piazza Maggiore dalle 9 alle 12 della Lega di Martinengo, in provincia di Bergamo, con ospitoni che arrivano un po' da tutte le parti. Il sito legaonline.it, dove trovare tutti gli appuntamenti da non scordare. Mercoledì 3 dicembre alle 21 in videoconferenza c'è Guido Guidesi. I giovani amministratori, la Lega Giovani Lombardia, incontrano Guido Guidesi, assessore sviluppo economico di Regione Lombardia, per discutere insieme di nuove zone di innovazione e sviluppo, distretti del commercio, sostegno alle attività economiche nelle piccole comunità locali. Naturalmente contattate Guido Guidesi direttamente sui social per sapere orari, siti, eccetera, eccetera. Me ne vado? Sì, me ne vado, ricordandovi che tra pochissimo parte una nuova puntata della Belva Civile con l'onorevole Ottaviani, le sue meditazioni riguardo le ultimissime di questi giorni, e poi certamente vi ricordo che anche questa settimana avremo nuove emozioni con il vice direttore del quotidiano La Verità Borgonovo. La sua cittadella ritorna martedì e giovedì alle ore 13, ma il mercoledì ritorna anche Gabriella Monti alle ore 15. Vi ho condensato le principali novità della settimana. Non è una novità che io e Francesco in regia ritorniamo, e questa è proprio una minaccia, domattina alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.